Per quanto riguarda lei, Presidente, descriviamo bene, perché forse non è stato sufficientemente allocato il tutto. Parliamo di un'area a livello esemplificativo che vi riguarda da vicino, in provincia di Padova. Dove? Spieghiamo. Provincia di Padova, 2 Carrare, però quest'area è circondata da siti che sono di interesse dal punto di vista paesaggistico, storico e archeologico. Allora diciamo che dal punto di vista sarà di fronte a una villa del 600 che è Villa Dolfin. A lato c'è il castello del Cataio e poi siamo vicinissimi al centro storico di Santo Stefano. Poi abbiamo da un'altra parte il Parco Colli, perciò è contornata da diciamo, entità che hanno dei vincoli. Ecco perché in passato, quando era stato presentato il primo progetto ed è passato al vaglio della via, cioè della provincia, la provincia aveva chiesto anche una, diciamo, relazione al MIBAC e il MIBAC si era espresso proprio in maniera chiara e precisa dicendo che è un'area sensibile proprio da questo punto di vista paesaggistico, storico e architettonico. Nonostante questo però si è proceduto in qualche modo. Perché? Sì, diciamo che in ogni caso la proprietà aveva già fatto un accordo con la precedente amministrazione, aveva ottenuto delle variazioni per edificare, cioè praticamente era riuscita a strappare in cambio di opere pubbliche per un tot di soldi la possibilità di edificare a 12 metri. Però nel 2014, quando diciamo, la via, cioè la provincia, aveva negato questo permesso, si erano fermate le cose, non si è più proceduto. Nella mandata invece attuale, amministrativa, diciamo che non si è colta questa opportunità di sospensione di questo progetto, anzi non appena è stato presentato, ed è questa l'attualità che noi stiamo vivendo, a maggio un nuovo progetto supportato da finanziamenti esteri, si è voluto riattivare, diciamo, un nuovo accordo. Il nuovo accordo prevede 12 metri di altezza, il 30% potrebbe arrivare a 16 metri di altezza, un edificio che occuperà una superficie di 38.000 metri quadrati ed è un unico edificio, mentre invece le condizioni edificatorie precedenti, cioè quelle in origine, davano la possibilità di fare degli edifici staccati, perciò meno impattanti e più in equilibrio con il contesto, diciamo, dove andrà a sorgere questo edificio. Perché infatti dalle foto che magari sono girate sui giornali eccetera sembrava un qualcosa di quasi interrato, no? Abbastanza... No, è impossibile che sia interrato per un semplice motivo. Abbiamo una falda acquifera a 1,50 m di profondità ed è anche termale. Quindi... Tanto per dire quanta ricchezza abbiamo. L'Italia non ha visione del futuro, per cui non avrà futuro, chi assale in zucca se ne va. Allora, quindi praticamente questo sarà abbastanza ingombrante, insomma, come struttura. Allora, le condizioni che hanno chiesto gli amministratori erano appunto di, diciamo, cercare un po' di trovare un modo per poter smussare un pochino questo grande impatto edificatorio. È stato pensato di fare ad esempio delle collinette di 6 metri di altezza, dei laghetti, cioè tutte cose artificiali che però non andranno sicuramente a compensare quale sarà il vero danno. Cioè il danno fondamentale che avremo sarà non soltanto dal punto di vista estetico, paesaggistico, ma dal punto di vista dell'impatto viario, dell'impatto soprattutto anche economico, perché queste entità sono talmente distanti da quello che è il contesto già reale, dell'economia reale che noi viviamo in un contesto di paese, in un contesto anche, diciamo, turistico.
Allora, questo è un problema grosso, ma siamo pieni di cattedrali nel deserto. È possibile che non capiscano che costruire ancora si distrugge il poco di naturale che c'è ancora e si lascia catapecchie vecchie che sarebbero da ristrutturare. L'edilizia si deve evolvere, ristrutturate invece di costruire, questo è il futuro. Ecco appunto, ma invece che costruire questa situazione davanti a un parco Colli, davanti a suggerimenti per l'azienda che deve avere un business, interessi economici, di recuperare l'esistente, ci sono tantissimi capannoni dismessi anche nelle zone lì vicino, no? Tra l'altro. Certo, noi abbiamo sempre nel nostro territorio una realtà che è di soli 15 anni, si chiama Cineplex, se posso dirlo, ed è purtroppo destinato alla chiusura. Come anche di fianco c'è un'altra media attività di vendita, se non ricordo male, non è una grande distribuzione ma è una media, che ha già la condizione per essere spostata in un altro paese limitrofo, però grava sempre sulla statale 16. Perciò avremo vicine due strutture che saranno destinate a breve ad essere chiuse. Perciò effettivamente diciamo che all'interno del nostro stesso paese ci sono realtà di questo genere. Da una parte si rovina un terreno che in questo momento potrebbe essere destinato ad uso agricolo oppure ad altro, mentre invece dall'altra parte avremo dei fantasmi, diciamo così, che rimarranno vuoti, come è successo con te. Presidente, interventi da questo punto di vista, e quindi non è possibile, chi dovrebbe cambiare idea, cosa dovrebbe succedere perché si potesse recuperare l'esistente in questo caso, ma ci sono tante altre situazioni, altri casi analoghi. No, noi siamo preoccupati di questa situazione perché alla fine questi grandi centri di distribuzione che vengono a investire in Italia per non solo distruggere il territorio, ma anche convincono le persone che a fine portano ricchezza. Non è così, perché alla fine andiamo a indebolire un tessuto del territorio reale, che sono anche i piccoli negozi del centro, in cui noi che oggi vogliamo sviluppare quel binomio agricoltura-turismo, enogastronomia, cultura, educazione, il cattaio, queste bellezze che alla fine non hanno un valore economico, però hanno un valore storico inestimabile, cioè fa parte dell'UNESCO, cioè l'immagine del nostro territorio è ben diversa dal grande centro commerciale. Noi abbiamo più piacere che si sostengano i negozietti del vicinato, perché quando si entra in un negozio magari portato avanti da 50 anni, da 3-4 generazioni, si conosce la storia del territorio e quel turista quando viene nel territorio e deve fare qualche acquisto e entra in un negozio di questo tipo, c'è anche il contatto umano, c'è il linguaggio, c'è un modo molto diverso di intraprendere l'evoluzione e incentivare anche a ritornare a vedere questi posti. Mentre un centro commerciale è un posto, sì, la gente ci va per raffrescarsi quando è caldo e riscaldarsi quando è freddo, però non c'è quel contatto. E poi quella ricchezza, sì, danno occupazione, ma quale tipo di occupazione? Un'occupazione temporanea, che poi alla fine un centro commerciale di questo tipo non funziona. A casa tutti, se loro dicono si mettono i catenacci e si chiude, ma quando abbiamo perso quei negozi storici non li riapriremo più, quindi la nostra anche coscienza deve dirci quale tipo di scelte noi vogliamo fare oggi. Però credo che la parola migliore sia alla popolazione, sia al territorio, perché alla fine anche un sindaco è un rappresentante dei cittadini. Però qua sembra che sia appunto il rappresentante dei cittadini che ha fatto una scelta, no? In questo caso sì, specifico. Ormai abbiamo capito che effettivamente è una scelta che è stata fatta. E io vorrei spendere però una parola su quello che sul concetto appunto cosa possiamo fare. Si sono attivate altre enti, altre figure che potrebbero essere protagoniste di questa scelta e sono ad esempio il MIBAC, cioè la soprintendenza. Ecco, spieghiamo appunto chi non sente, la soprintendenza. Infatti è legata al Ministero dei Beni Culturali e soprattutto dal punto di vista proprio anche della stessa provincia, della regione che deve dare le licenze commerciali. Allora, noi sappiamo che c'è una proposta di legge che è già passata
in commissione, la prima e la seconda commissione, e questa prevederà che nell'area circostante ad siti vincolati nell'area di 2,5 km non si possa costruire questo tipo di edifici, questo tipo di attività produttive, cioè la grande distribuzione. In più, quindi cosa vuol dire sostanzialmente? Diciamo che c'è una proposta di legge regionale che prevederà proprio in prossimità 2,5 km di siti vincolati, come ad esempio il Cataio, non si possa costruire grandi centri commerciali però è una proposta di legge? È una proposta di legge che però sta arrivando, e perciò stiamo cercando un po', cerchiamo anche noi come cittadini di sperare nell'applicazione di questa legge. Questa potrebbe essere un'idea, una condizione, diciamo, limitatoria. La seconda potrebbe essere, ad esempio, un'altra proposta che è stata fatta in Regione, dove non soltanto il comune di Due Carrare decide, ma dovrebbe decidere anche la componente altri paesi limitrofi che sono stati coinvolti nella PATI, cioè praticamente nella organizzazione territoriale di quell'area. Perciò è un'altra condizione che potrebbe aiutare un sindaco a prendere delle decisioni obiettive e non a sentirsi magari in prima linea, perché effettivamente, dobbiamo dirlo, quell'area ha delle condizioni di diritto e perciò questa condizione che noi abbiamo vissuto era una condizione iniziale del nostro sindaco che purtroppo però non ha colto, cioè nel senso che il sindaco, diciamo, è rimasto da solo perché effettivamente ha fatto questa scelta, cioè ad andare a trattare con la proprietà e cambiare le regole edificatorie. Perfetto, torniamo su questi temi con entrambi, pubblicità, pochi secondi.